Ieri eravamo a Padova, ieri sera a Rovigo, di nuovo a Padova, però un po' fuori, un po' in un luogo in qualche modo che potremmo dire un agriturismo, però di classe. Infatti vedete qui gli arredi come sono molto particolari. Siamo in una serata dell'AIS dedicata a qualcosa di molto particolare, parliamo di Col d'Orcia di Montalcino, quindi potete ben capire. Ma molto particolare è anche la cucina che ci ha aspettato, infatti siamo qui insieme con lo chef, siamo con il direttore di questo bellissimo posto e ci facciamo raccontare da loro come hanno interpretato questi vini per il piatto che è stato proposto. Sì, buongiorno a tutti, sono Andrea Bozzato, ho 29 anni e sono lo chef della Posta degli Agri. Per questa serata mi è stato richiesto di fare un piatto di una certa importanza, giusto per restare comunque a livello di questi grandi vini, e abbiamo deciso di utilizzare delle guancette di maiale selezionate da noi presso i nostri produttori locali e le abbiamo cotte per 8 ore a bassa temperatura e le abbiamo accompagnate con della cicoria glassata con del miele delle nostre api e rifinita con una cialda di polenta soffiata. Quindi una grande qualità di partenza perché, come dicevi, fate riferimento a dei produttori che conoscete personalmente. Esatto. Con una cottura importante, diciamo 8 ore sottovuoto, sì. Quindi in qualche modo veramente mettendolo in bocca si sentiva tutto il sapore senza che fosse coperto da nessun'altra addizionale, diciamo tra virgolette, non c'erano altri sapori che interagivano, no? Esatto, e questo era proprio lo scopo. Comunque parliamo di un piatto classico, abbastanza classico o tradizionale, però appunto è proprio per far riscoprire questi sapori alle persone e far sentire il vero gusto della materia prima senza appunto comprirla con aromi o verdure che non servono per questa qualità, ecco. Mi dicevi che siete pronti per partire con il nuovo menù, siamo ancora in queste ultime, come dire, questa coda di inverno. Ultimi freddi, ma siete pronti per partire con lo scoppio della primavera, con nuovi sapori, che partirà dal 20 marzo? Esatto, dal 20 marzo riparte ci sarà questo cambio del menù, noi lo cambiamo tutte le stagioni, giusto per rispettare quello che è il clima, quello che è la terra e quello che sono i prodotti di stagione. Anche perché abbiamo circa 2000 metri quadrati tra orto, alberi da frutti nostri e quindi possiamo insomma coltivare quello che vogliamo noi e soprattutto seguire la produzione, quindi appunto mantenendo proprio la naturalità delle coltivazioni, ecco, senza interagire con additivi o cose del genere. Non anticiparci altro perché verremo a scoprire il nuovo menù. Adesso passiamo al direttore, nome e cognome che non ci conosciamo. Allora buonasera a tutti, innanzitutto mi chiamo Alberto Lazzari, ho 22 anni e ho intrapreso... Tutti giovanissimi, eh? Sì, siamo una squadra giovanissima, abbiamo intrapreso questo percorso assieme, anche con lo chef ci conoscevamo da molto tempo, ma abbiamo iniziato insieme e adesso di nuovo per questo progetto molto ambizioso e le intenzioni sono importanti, sono quelle di fare strada e ci aspettiamo grandi risultati. Avete aperto da non molto, un po' di mesi mi sembra? Abbiamo aperto ormai 7 mesi fa. E quindi siete in piena fase diciamo propulsiva in qualche modo? Assolutamente. Adesso oltre ad alcune strutture quali un anfiteatro greco-romano da un centinaio di posti circa in via di costruzione, abbiamo come prossimo progetto una piscina che sarà veramente scenografica e realizzata nella zona antistante la dépendance, quindi anche i nostri alloggi potranno godere di una vista panoramica mozzafiato, oltre che quella dei Colli Ugani ovviamente, perché Siamo poi la nel sera... mezzo dei colli. Assolutamente. Stasera siamo qui per questa serata dell'AIS, alle nostre spalle tra l'altro vedo anche una cantina con delle etichette importanti, con dei bellissimi vini. Assolutamente, ecco perché io in primis ho deciso di diventare un corsista dell'AIS e intraprendere questo percorso per migliorare dal punto di vista professionale e garantire la massima esperienza ai nostri futuri clienti e ai nostri clienti. A che livello sei? Ti sei iscritto?
Sono appena iniziato da poco, quindi assolutamente sono al primo livello. Allora, una domanda secca, perché ICE? ICE è una garanzia nel nostro territorio e non potevo che scegliere ICE, una vera e propria garanzia. Perfetto, allora verremo a trovarvi un po' più avanti con il nuovo menu, vedremo anche meglio le strutture esterne, oggi non abbiamo potuto visitarle e quindi complimenti ancora comunque per quello che ci avete fatto vedere. Grazie ancora. Grazie. Bene, andiamo avanti, questa serata stupenda, andiamo a seguire, andiamo a trovare un po' quelli che sono stati i protagonisti della serata. Innanzitutto siamo qui e becchiamo chi? Delegazione di Padova, dopo andremo a sentire il nostro delegato, ma intanto sentiamo chi in qualche modo è operativo sul territorio. Com'è andata questa serata? Ma direi bene, è stata una bella scoperta, sia una riscoperta per chi già magari conosceva Coldorcia e Brunello di Montalcino, e alla fine questa chicca, diciamo, in abbinamento, questa grappa di Brunello, esattamente, era la giusta conclusione alla serata. Servizio? Servizio. Ormai siete... sempre io sotto... dovremmo mettermi... Siete una sicurezza. No, dovremmo mettermi da parte un po', perché ormai... Ci sono dei giovani... Io direi di no, assolutamente. C'è qualche giovane... Qualche giovane dovremmo pur metterlo, qualche giovane, no? Perché seduto di là volessi stare? Ma dai! invece Alberto dice che sono l'esempio per tutti, no? Perché guarda, uno a una certa età fa un servizio come età tutti. giovanile come la Esatto. tua. Giovanile, altro che... Grazie per l'età giovanile, ti pagherò una cena, dai. Bene, allora adesso andiamo avanti a vedere un po' gli altri ospiti della serata, vi ringraziamo di tutto di quello che ci avete offerto. Grazie. Sei in compagnia Abbiamo Nicola Stievano, giornalista del Mattino di Padova. Io lascio la parola a lui. Allora, come ti è sembrato? Tu l'hai seguita interamente, grandi vini, eccezionali, no? Beh, insomma, tutti conosciamo questi vini, tutti conosciamo il Brunello e questa è una anche delle aziende più quotate, insomma, è che abbiamo avuto, insomma, la fortuna di assaggiare dei vini ottimi, direi proprio ottimi, e di chiudere anche con una grappa stupefacente proprio. Infatti si dicono molti che questa chiusura è stata, non dico una sorpresa, però veramente una bella conferma, no? Beh, certo, insomma, è stata la degna chiusura di una serata azzeccata, insomma. E l'abbinamento culinario come ti è sembrato? Beh, insomma, con vini di questa potenza ci voleva un piatto così importante, insomma, e allo stesso tempo anche equilibrato, morbido, ci stava. Bene, ti ringraziamo del tuo giudizio, andiamo avanti. Alberto, chi altro ci hai portato? Io ti ho portato Massimo Tortora, vice campione italiano dei sommelier 2016, quindi Massimo, dici qualcosa anche tu. Sì, stasera l'Ice Veneto, ma nello specifico la delegazione di Padova ha avuto una grande occasione, ovvero quella di andare a conoscere in maniera profonda, in maniera dettagliata il terroir di Montalcino, grazie a un'azienda importante che è quella di Coldorcia. Siamo andati grazie a un racconto che era facilitato dal vino, da quello che ovviamente esprimeva il Sangiovese nei calici, e le sfaccettature per quanto riguarda le denominazioni del rosso di Montalcino e il Brunello di Montalcino. Un Sangiovese che, nonostante la similitudine del 2014 nel rosso, ma la diversità delle annate del 2010-12 per quanto riguarda il Brunello, la accumulava in un'unica gradevole sensazione di l'eleganza e una bellissima spinta, una longevità che soprattutto negli ultimi due vini avranno una grandissima espositività negli anni a venire. È stato veramente anche un bel gioco didattico con tantissimi giovani che erano in platea, no? Allora, io sono sincero, mi tremavano le gambe perché è veramente entusiasmante, gratificante poter raccontare qualsiasi vino che tu abbia nel calice davanti a delle platee così numerose, che è fatto di appassionati ma soprattutto anche tanti ragazzi in divisa, quindi ti mette più responsabilità, veramente è, come dico sempre,
è gratificante e soprattutto è, per quello che riguarda noi, la famiglia dell'Ice, è veramente una cosa importante, cioè un movimento che va sempre a crescere, dal punto di vista degli iscritti. Anche i corsi stessi sono sempre in percentuale, sempre al rialzo. E ovviamente niente, come Ti dire, è piaciuto stare qui in Veneto? sicuramente sì. Io, come le ho detto ai ragazzi che erano in sala, ogni volta che vengo in Veneto mi trovo a casa. Onestamente ho trovato sempre persone gentili, sempre un'accoglienza degna, veramente. Questo abbinamento Veneto-Toscana funziona. Diciamo che sta sempre di più funzionando, quindi mi auguro che in futuro ci possa essere delle altre possibilità. Sì. Grazie a voi, buona serata. Che ci hai regalato, veramente grazie. Niente, adesso facciamo parlare il dottor Gianmichele Grieco, che è il direttore di Coldorza. Prego Gianmichele. Io direttore subito la fermo, perché una cosa che mi ha subito interessato è stato la qualità ad un prezzo abbordabile, cioè lei ha fatto vedere che ci sono vini che costano 70, 80 euro a bottiglia, ma ce ne sono anche di ottimi che con 15 euro uno può veramente arrivare alla qualità. Sì, noi lavoriamo per fare dei vini, ci mettiamo tutta la passione, la conoscenza, l'esperienza e soprattutto la passione è quello che fa la differenza, l'amore per il territorio. Ma poi questi vini devono essere bevuti. Se facciamo dei vini che rimangono in cantina, rimangono nella nostra o nell'enoteca o nel ristorante e non vengono aperti è un peccato. Quindi la massima soddisfazione è quando qualcuno apre una bottiglia. Per aprirla bisogna anche che sia alla portata, soprattutto oggi che siamo molto attenti a questo, al portafoglio. Ma poi mi è piaciuto molto la serata di questa sera, che non era una elite qui a degustare dei vini, c'erano un sacco di giovani. Sì, c'è tanti giovani, ma non solo giovani, giovani e anche meno giovani. Poi sul termine giovane se si può discutere. Fino a 100 anni siamo giovani, ma c'erano soprattutto persone attente. Io ho visto che a quest'ora è difficile che dopo cena, ma abbiamo cenato dopo, però che siano tutti così recettivi, invece attenti, hanno fatto delle domande, bello, bravo, complimenti. Io so dire che adesso avete già programmato anche che li andate a trovare. Sì, Mi lasciate più in pace. il 12 maggio li faremo visita in azienda a Coldorza e saranno 2 giorni di viaggio studio. Quindi mi raccomando, 12 maggio segnatevelo in agenda perché è veramente... 13 maggio saremo in Toscana, in Umbria e nelle Marche. Quindi viaggio studio sempre organizzato dalla delegazione di Padova e senz'altro torneremo arricchiti. Nel sito dell'Ice Veneto è possibile prenotare? È possibile prenotare, è possibile iscriversi, quindi come sempre nel nostro magico portale sempre messo in piedi dal nostro presidente Marco Aldegheri, quindi vi aspetto tutti quanti per questo viaggio studio. Sarà veramente una grande occasione perché si potrà vedere nel dettaglio, andare penso nelle video. Certo. Che programma c'è? Venite a Montalcino, bevete il Brunello di Montalcino, il rosso di Montalcino, mangiate la pasta fatta con il grano Senatore Cappelli, tutto biologico. Avanti così, ci mettiamo già in partenza. Condito con l'olio extravergine di oliva che è un prodotto eccezionale, è un prodotto medicinale e poi magari anche una sfogliatina, una grattugiata di tartufo nero che raccogliamo nelle nostre tartufaie. Ragazzi, che dire, bisogna subito iscriversi perché i posti, quanti posti ci saranno? Ho una quarantina di posti, non di più. Quindi non ci sono tanti posti, quindi meglio che già andate sul sito a vedere e iscrivervi. Che altro dire? Bellissima serata, bella serata. Anche sì, la struttura, direi di fare un applauso anche a chi ci ha ospitato. Ma sì, sono stati bravi nella tempistica, bravi nel servizio, ottimo quel... La tovaglietta? No, la tovaglietta è eccezionale. La tovaglietta meravigliosa. Ma lì è un vostro lavoro dei grafici, dei design, c'è un'alta professionalità. E bravo anche il cuoco, complimenti perché ha fatto una guancia di maiale morbidissima, saporita e bravo anche la grappa, la grappa di Brunello di Brunello. Giovanni Brunello, sì. Non è toscano, no. però lo salviamo lo stesso. È una grappa piacevolissima che non graffia assolutamente, morbida ma non ruffiana, proprio autentica, molto buona. Ci parlava appunto che è direi che la vostra azienda è la più antica artigiana proprio. Artigianale ancora in attività. Ci sono altre distillerie che però hanno ormai delle produzioni che diventano troppo
troppo industriali, sì. La nostra è ancora tradizionale, sistema in rame, caldaiette, vapore diretto, e ti dà la possibilità di ottenere quei prodotti che abbiamo sentito prima. Dipende molto anche dalla materia prima, perché una materia prima del genere... Avete già i vitigni della Marone? Sì, abbiamo una linea di prodotti DOC, abbiamo il fior d'arancio di Coriugani, abbiamo la Marone del Veronese, il Brunello di Montalcino, Brunello di Brunello. Adesso non so, Alberto è andato via, ma nel viaggio è prevista anche... No, da noi vengono l'11 marzo, perché distilleremo in diretta le vinacce di Amarone. Ragazzi, attenzione, qui c'è un'altra indiscrezione, anzi una notizia certa, l'11 marzo ci sarà l'occasione per avere una distillazione di vinacce di Amarone in diretta. In diretta, quindi un'altra iscrizione certo, obbligatoria, fate presto. Fate presto. Benissimo, vi ringraziamo tutti, noi proseguiamo nel nostro giro di... Grazie ancora. Alberto, qui abbiamo una nostra ospite particolare. Com'è stata questa serata? Valeva la pena venire? Certo, comunque vale sempre la pena andare alle serate ICE, però questa sera è stata veramente bella, sia dal punto di vista anche del locale, perché per noi è stata la prima volta, conoscere un posto nuovo. Bellissima la degustazione condotta dal collega sommelier, esatto, bravissimo, i vini e quindi buoni. Rivolgiamo un invito, certo, andate alle serate ICE, perché comunque ne venite fuori sempre soddisfatti e arricchiti. Benissimo, grazie ancora. Bene, andiamo avanti qui che vedo un po' di persone. Buonasera a tutti. Basta, ma ragazzi, la penso ormai c'è sempre. Allora, stasera un altro tassello importante. Eravamo dove? Questa sera siamo qui a Padova a parlare di Brunello e quindi ci siamo spostati completamente dalla degustazione di ieri sera, esatto. Però vabbè, abbiamo avuto Massimo, quindi una voce importantissima a raccontarci la sua terra, perché poi lui è toscano, una cantina, una produzione stupenda, ne valeva la pena assolutamente, anche solo per proprio farsela raccontare da questo professionista del vino che è Massimo. Quindi bellissima esperienza, che altro dire. Complimenti alla delegazione che ha avuto l'idea di organizzare questo evento e davvero a Massimo per come ha condotto le degustazioni. Poi dicevamo con Federica, a Massimo sono particolarmente legata in termini professionali ovviamente, perché ho iniziato a degustare con lui, è lui che mi ha insegnato come si fanno le degustazioni da concorso. Se tu scopriamo questa... Sì, è stato il primo soave, ovviamente arrivi da niente e quindi devi muovere i primi passi. Massimo era già esperto nel campo dei concorsi e mi ha aiutato a capire come muovere i primi passi. Che bello questo, cioè, secondo me è bello lo scambio tra colleghi, ecco, e questo è il bello poi di ICE e del mondo dei concorsi, che crei delle reti di amicizie vere che rimangono e che poi ti riporti nelle varie tappe, questo è il bello. No, ma infatti io che non sono un sommelier, non appartengo al mondo ICE, però frequentandolo ormai da circa un anno, piace proprio notare questo, dove c'è una grande famiglia, questa associazione è una grande famiglia e vi aiutate, andate a queste occasioni, create dei gruppi di degustazione, è molto bello. Sì, assolutamente. È una cosa consigliabile, nel senso che... Assolutamente sì, è consigliabile, proprio per rimanere sempre sul pezzo, sempre aggiornati e non a livello mollare. Proprio personale, di amicizia, sì. Al di là del fatto che uno poi magari possa fare un po' più carriera o meno. È bello condividere con altri amanti del vino questa passione, quindi qui in ICE io ho trovato appunto delle bellissime amicizie, assolutamente sì. Tu hai fatto anche un bel pezzo di carriera, cosa dici Federica? No, queste serate sono sempre motivo di approfondimento in tutti i campi. Questa sera abbiamo appunto assaggiato i vini di Coldorcia, è sempre un motivo per conoscere un nuovo territorio che, per carità, la Toscana è sempre la Toscana, Montalcino, però avere un contatto diretto anche con la cantina stessa è sempre un motivo di approfondimento. Aiuta moltissimo. Sì. Insomma, ieri sera una realtà, questa sera un'altra. Il prossimo dov'è che ci vediamo? Ma chi lo sa? Dacci un appuntamento, dai.
Ma probabilmente la prossima degustazione sarà a Venezia, la serata dei Moscati, assolutamente, non è da perdere. E poi c'è la serata per le donne. E poi c'è la serata per le donne. Sì. È la serata a Treviso? Siamo a Treviso, allora lì sì, assolutamente. Sì, L'8 marzo. con Masciarelli e non me la ricordo. È la loro produzione di punta, praticamente è loro Marina Acqueti, quindi portano la loro... Io sono un intruso, ma voi ci sarete? Probabilmente sì, se il lavoro concede. Purtroppo in effetti qui tra lavoro, piacere e piacere e lavoro... Non possiamo sempre essere dappertutto. Benissimo. Vi ringrazio intanto di essere state con noi. Grazie ancora. Buonasera. Ecco. Vito, non puoi andare via senza... Perché sulla sedia? Ci faccio un figurone così. Ma no, ma noi siamo della stessa... No, non altezza perché non potrai mai misurarmi con uno come te, conoscente. Ciao ragazzi. Allora, com'è stata la serata? Veramente io sento molto entusiasmo. Tu che eri qui in mezzo agli altri, come l'hai vissuta? Beh, è stata una lettura molto interessante del territorio. Il primo vino era proprio l'emblema del Sangiovese, proprio quando senti nel calice il sentore della violetta e il profumo della ciliegia croccante, quello è un Sangiovese. Tra l'altro un vino che non aveva fatto assolutamente legno, quindi proprio senti il frutto in purezza. Mentre nel secondo vino a Banditella già si sentiva l'effetto del legno e via dicendo, ma il Sangiovese era ancora presente. Con che cosa? L'acidità e il tannino, perché è un tannino che dura nel tempo. Il quinto e il sesto vino, il Brunello, allora chiaramente lì abbiamo commesso un vinicidio, nel senso che erano dei vini molto giovani, a parte l'ultimo che quando si è aperto nel calice ha cominciato a regalare delle note di tostatura veramente interessanti, insomma, ma chiaramente sono vini che abbisognano di un lunghissimo periodo di affinamento. Terzo e quarto vino molto interessanti, cioè dei Super Tuscan, in fin dei conti era un blend di vitigni bordolesi con l'aggiunta di una piccola quantità di Syrah e un 5% di Petit Verdot, che nel bordolese lo hanno dismesso perché faceva molta fatica a maturare. Il Petit Verdot ha una buccia molto spessa, ricca di antociani, ma ricca anche di tannini, ma a Bordeaux non maturava. Allora il Petit Verdot dove lo troviamo? In Italia, in Toscana, ma anche in Sicilia, perché qui riesce ad avere tante ore di luce e quindi arrivare. Hai visto la trama? Era impenetrabile quel vino, specialmente il quarto, perché chiaramente hai un'estrazione polifenolica di tannini e di colore di antociani notevolissima. In più stabilità del colore data proprio da questo connubio tra tannini e antociani, perché il tannino stabilizza l'antociano, mentre i sangiovesi colore molto poco, quindi è stata molto interessante per tutti. E poi devo fare un plauso alla cucina perché il piatto veramente superlativo, questa guancetta di maiale, guancetta destra e sinistra perché ce ne hanno date due, veramente meravigliose. Infatti non mi stupirei in futuro di trovarli in qualche guida lo speriamo caldamente. Perché veramente lo chef veramente lo vedo bene. Mi complimento con la mia delegazione per la scelta dell'azienda dei vini, per la location e anche per questo piatto finale che ha veramente rinfrancato. Direi che il piatto ha esaltato questi vini. Questi vini senza un piatto del genere non trovavano un connubio così. Vedo sempre di più che effettivamente i piatti servono per arricchire i vini, cioè non è che siano semplicemente un accompagnamento. Guarda. Io ne ho assaggiati anche ieri sera, eravamo in un'altra degustazione, c'erano dei vini che col piatto si sono ancora di più valorizzati. Come dire, l'uno privo dell'altro perde il suo più autentico significato, perché il piatto esalta il vino e il vino esalta il piatto, ma diciamo che stasera il piatto ha elevato i vini, soprattutto gli ultimi due, i Brunelli. Quindi non sottovalutiamo la cucina, anzi dobbiamo creare veramente un feeling tra vino e cucina e non antagonismo. Guarda, una volta dissi che quando lo chef e il sommelier non si parlano è un disastro, ed è così, ne sono tuttora convinto. Questo dialogo continuo tra la sala e la cucina è fondamentale. Poi se uno chef decide di fare un corso per sommelier è l'ideale, è la quadratura del cerchio, tant'è vero che io sto facendo un corso di cucina, immagino, giapponese, sì, è bello.
Sì. Perché quella italiana già la conosci? Dici, No, è perché è bello aprirsi anche all'Oriente, ad altri spazi, ad altri continenti. Vito, ti ringraziamo molto di queste Grazie a tue voi. riflessioni. Grazie Ciao, a voi. grazie. Oh, andiamo avanti, troviamo un altro giornalista. Ma da quando sei qua? Io non ti avevo visto. Da poco. Allora hai assaggiato, no? Sto assaggiando. Ah, stai assaggiando. Allora come va questa degustazione fatta direttamente dal delegato del nostro presidente di Padova? Allora, il mio è un giudizio assolutamente scevro da condizionamenti perché non ho seguito la degustazione e quindi posso dire che questo vino mi ha colpito per la sua forza, per la sua potenza, ma anche per l'eleganza. Non è stato il top della serata, ho sentito, però effettivamente anche assaggiato in questo modo così distratto, così velocemente al volo, colloquiando, lascia il segno assolutamente da approfondirne la conoscenza. Ecco, farò il percorso inverso. Sì, prima l'ho assaggiato nel calice e adesso magari mi leggerò anche qualcosa. Bene, E allora... la location che mi è sembrata sì, non la molto, conoscevamo neanche noi, veramente interessante. molto adatta. Tu la conoscevi già? Sì, la conoscevo già, è nuova, questo resort di campagna, insomma, bisogna anche sfruttarlo per queste finalità. Benissimo, ti ringraziamo ancora, alla prossima. Bene, ormai siamo arrivati alla conclusione di questa serata, una serata ricca di spunti interessanti, dai vini fino al cibo, fino alla location. Ci ritorneremo e sicuramente vi regaleremo altre pagine interessanti di questo nostro continuo peregrinare nei posti più importanti del Veneto. Grazie e alla prossima.